Villanova, come recita il nome, significa città nuova, quindi più giovane degli altri quartieri storici cagliaritani. Non si hanno però prove se questa sia la realtà e perché gli sia stato attribuito quel nome. Villanova potrebbe anche essere coevo degli altri quartieri storici e rappresentare la naturale espansione verso oriente della Rocca Pisana, guardando verso i borghi più all'interno di Pirri, Paoli, cioè Monserrato, Salargius e Quarto. Il quartiere annovera importanti chiese, San Giacomo, San Giovanni, San Domenico, San Cesello, tutte con una storia importante legata al quartiere e alla città di Cagliari. Villanova era anch'esso cinto da mura, forse parziali non fortificate, che partivano dall'attuale piazza Costituzione e percorrevano la via Garibaldi, sfiorando la chiesa di San Domenico. Quei contrafforti poi raggiungevano l'attuale chiesa di San Cesello, via San Giovanni, dove esisteva la Porta detta Cavagna, che era l'accesso alla pianura di La Vega e alla strada che portava a Savanzada e alla Torre di San Pancrazio. Quartiere a vocazione agricola, fu residenza degli immigrati locali che raggiungevano Calari per trovare una qualche occupazione e che intraprendevano i più vari lavori artigiani, arricchendo l'economia del quartiere. Le sue origini forse si possono ricondurre al periodo romano, ma alla sua esplosione è da ascrivere al periodo catalano. È naturale che il popolo costruisse le proprie abitazioni a ridosso del borgo fortificato di Castello, dove poteva trovare sicuro rifugio in caso di minacce dall'esterno e dove poteva accedervi facilmente per commerciare o lavorare. Fu così che Villanova si popolò velocemente ed ebbe un'impronta prettamente contadina.